Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Il grillo saltellante. Ivo Gallo. Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Dove siamo finiti? Allora, oggi è un disastro dal punto di vista Logistico. fisico, perché facciamo un viaggio rocambolesco che un po' chiosa anche tutta questa avventura iniziata a novembre. È un po' di tempo che giriamo nel nord-est, nel Triveneto, e oggi siamo nel meraviglioso borgo di Arquà Petrarca. Ma poi saremo anche lungo il fiume Po, saremo anche nella bassa padovana, saremo anche a Marostica. Ma perché andiamo dappertutto? Perché facciamo un viaggio immersi nei colori e nei sapori della campagna veneta. Evviva! Andiamo. Questo perché dobbiamo ricordare il grande evento che si terrà il 28, il 29 e il 30 di giugno a Venezia, Riva dei Sette Martiri. Poi i Giardini Napoleonici. Sì. E poi via Garibaldi, Bravissimo. il grandissimo villaggio dell'agricoltura per promuovere il Made in Italy e tutto l'agroalimentare organizzato da Coldiretti, dove ci saranno tantissimi espositori, un evento gigantesco, mondiale, enorme, ma lo scopriremo proprio perché saremo presenti a fine giugno a questo villaggio stupendo organizzato da Coldiretti. Ma iniziamo questo viaggio vedendo borghi, luoghi incantevoli e tanta campagna, via! Andiamo! Trovo davvero in un luogo magico, riconosciuto per importanza in tutta Italia, perché qui ha dimorato Francesco Petrarca. Quindi potremo raccontare tantissime cose. Ciò che sappiamo è che la sua presenza si attesta ad Arquà a partire dal 1370, come dimora fissa, come abitazione quotidiana. E questo perché è un luogo davvero bellissimo. Il primo documento che parla realmente di questo borgo è del 958, quando Rodolfo Normanno decise di costruire un fortilizio, di cui oggi non rimane fondamentalmente nulla, ma con quelle pietre venne poi costruito il centro storico dell'attuale borgo di Arquà Petrarca, perché il massimo splendore arriva proprio intorno al XIV secolo, lo stesso periodo in cui visse il grande poeta. Si parla di due luoghi di culto, uno costruito intorno al X secolo, l'altro invece dedicato alla Santissima Trinità del 1181. Poi nel 200 arrivano i Marchesi d'Este, per un periodo comandano i Padovani e poi i Carraresi, che è proprio il periodo in cui appunto Francesco Petrarca prende dimora in questo luogo immerso nella bellezza che vediamo ancora oggi. Ma dalla Toscana perché Petrarca arriva qui? Sostanzialmente per una cura termale, già al tempo si faceva, per vincere la scabbia, e si attesta sui Colli Euganei proprio nella seconda metà del 300, dicevamo 1369, Francesco il Vecchio dona un pezzo di terra al poeta e qui restaura e amplia la casa che diventerà la sua ultima dimora, quello che lui chiamava il Buen Ritiro.
questo è uno dei tanti panorami bellissimi che questo borgo ci regala e ci mostra queste case antiche del XIV secolo perfettamente conservate, quindi per passeggiare, per stare in pace con se stessi è un luogo davvero, davvero unico. Ed è inserito nel percorso del Parco Letterario Francesco Petrarca e di Colli Euganei. Infatti ogni tanto si trova su un muro, camminando su questi viottoli, un'iscrizione, il segno narrativo letterario di qualche personaggio illustre che ha visto questa bellezza. Lo stesso D'Annunzio che scriveva: «Se il vento si leva, andranno vagando per l'aria, come veli ci passeranno sul capo. Non li ho mai veduti così trasparenti. Un giorno vorrei andare con voi ad Arquà. I villaggi sono rosei laggiù come le conchiglie che si trovano nella terra a miriadi». Rimasero per qualche attimo sotto la carezza del sole, con i piedi nell'erba, con le mani nelle mani. Ella ripensò i colli euganei, i villaggi rosei come le conchiglie fossili, le prime gocce della pioggia sulle foglie nuove. La fontana del Petrarca. Tutte le gentili cose. Lasciamo il borgo e si va in campagna. So già che io ho raggiunto l'azienda agricola Verde Colli. Qua ad Arquà Petrarca ho incontrato Anthony, un giovane imprenditore agricolo, giovane perché ha 27 anni, pensate. Com'è cominciato tutto? È cominciato da una passione, la passione per i macchinari per l'olio, il frantoio. Ho lavorato in un frantoio olivicolo, ho cominciato appunto ad interessarmi alla procedura di come si faceva l'olio extravergine e da lì, dai clienti di questo frantoio, mi sono venuti a chiedere: perché non vuoi venire a vedere i nostri ulivi? Ti piacerebbe provare a condurre i nostri uliveti? E da qui, ad Arquà Petrarca, che è una zona vocatissima per l'olivicoltura, è nato tutto. Questo è un appezzamento di 3 ettari, abbiamo circa 800 piante solo su questo appezzamento, in un totale di azienda di 3200 piante, e qui appunto coltiviamo il nostro olio extravergine di oliva. Tutto è nato poi dall'imparare la potatura, l'imparare come si raccoglie il frutto, l'imparare appunto come lavorarlo, che è stato il processo iniziale, e da lì poi è stato tutto un susseguirsi, perché da lì altri clienti sono venuti a domandare se ero interessato ad acquisire oliveti, e da lì ho creato la mia azienda, ho creato la mia prima bottiglia, la mia prima etichetta. Grazie ai mercati di Campagna Amica di Coldiretti ho cominciato a far conoscere il mio prodotto a Padova e dintorni, e da lì poi ho deciso proprio di aprire l'attività a tempo pieno. Caro Anthony, per condurre un uliveto bisogna saper potare. Io pensavo si dovesse potare solo la vite, perché l'ho già fatto in altri nostri viaggi, ma anche si pota anche l'ulivo. Anche l'ulivo va potato e ci sono dei buoni criteri per garantire una buona produzione. Vieni che ti faccio vedere. Sì, vai, che le mie mani fremono, andiamo! Allora Ivo, per potare l'ulivo ci vuole lo sramatore, che è questo qui, in questo caso il nostro è elettrico, e lo svetatoio. Lo svetatoio serve per i polloni e per tirare giù i rami. Ok, spiegami. Si va a fare una pulizia interna della pianta, perché l'ulivo è come un cespuglio e ha bisogno di luce per poter garantire produzione.
piantare l'ulivo. Quest'albero l'abbiamo già incontrato nei nostri viaggi e già vi ho detto che Atena vinse la sfida con Poseidone per il controllo dell'Attica donando ai greci proprio questa pianta, questa generosa pianta. Sapevate che l'olio d'oliva è l'unico da frutto, perché tutti gli altri sono da seme. Questo albero è molto resistente perché ha una capacità di aggiustamento osmotico, cioè in periodi di siccità ha degli stratagemmi fisiologici come perdere alcune foglie, chiudere gli stomi per riuscire ad aumentare la sua potenza di risucchio dell'acqua nei terreni arsi. È molto famoso nella Bibbia, 70 volte viene citato. A me viene in mente una poesia che imparai quando ero alle elementari e per questo vorrei dedicarla alla prima delle mie figlie, perché adesso ha la stessa età di quando io studiai la poesia. Di Pascoli. O i bei rami d'ulivo, chi ne vuole? Son benedetti, li ha baciati il sole. Su queste foglioline tenerelle ci sono scritte tante cose belle. Sull'uscio, alla finestra, accanto al letto, metteteci l'ulivo benedetto. Come la luce e le stelle serene, un po' di pace ci fa sempre bene. Ora Ivo abbraccerà l'ulivo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Caro Anthony, siete rientrati dalla campagna? Yes! E adesso siamo letteralmente a casa tua. Esatto. Peraltro il tuo comune ha dato i natali anche al ruzzante. E quindi insomma è importante storicamente, e poi qui si coltiva l'asparago. Quindi Esatto. tu vivi e lavori in luoghi meravigliosi. Io prima di cominciare a raccontare il tuo prodotto che è l'olio, ringraziare tua mamma Nadia, Certo. che ha preparato con le sue mani questi piatti. Sembrano fatti da un grande chef. In realtà è una passione che tua mamma ha, con una storia Esatto. pazzesca, che parte dall'Australia, figlia di immigranti del Friuli, e poi si è trovata a vivere qua, insomma, in questo luogo incantevole. Qui però noi assaggiamo i prodotti accompagnati dall'olio che produci. Innanzitutto, quanto olio produci e che tipi di olio troviamo su questa tavola? Allora, diciamo che noi come produzione siamo all'incirca sui 40 quintali di olio l'anno. Ci teniamo a distinguere diverse tipologie di olio che abbiamo, perché appunto usufruendo di 9 varietà diverse di oliva, riusciamo a produrre anche degli oli differenti. Partiamo da dei blend, quindi più varietà di olive frantoiate assieme. Un blend ottenuto con le olive ottombrine, quindi un olio diciamo più intenso, perché l'oliva acerba ha più polifenoli, quindi ha anche un amaro piccante più intenso, Sì. è molto più accentuato. Abbiamo un armonium, quindi un olio più armonioso, più delicato, ottenuto invece da olive mature. Diminuiscono i polifenoli, aumentano gli antociani e di conseguenza l'olio è più dolce, ha una nota piccantina che comunque l'extravergine deve avere, ma è molto più delicato rispetto invece a un olio ottombrino. Abbiamo voluto valorizzare anche 2 monovarietali particolari che ci rappresentano. Il primo è la Rasara, è forse il più intenso che abbiamo noi qui sui colli. E poi abbiamo l'Ecino, che invece è una varietà coltivata a livello italiano, ma che a piena maturazione dà un buon piccante, è molto gustoso e ha un piccante molto accentuato. Perché ho preparato tutte queste pietanze? Esatto. Perché ogni olio, secondo i miei gusti, e secondo anche quelli che sono i prodotti, si adatta meglio ai prodotti che abbiamo Per in tavola esempio? oggi. Per esempio, partiamo dall'asparago. Abbiamo appena concluso la raccolta dell'asparago qui a Pernumia, nelle terre nei dintorni, e abbiamo scelto il Lecino come monovarietale perché dà il gusto verde dell'asparago,
Noi abbiniamo quest'olio che dà un amaro dell'asparago appunto e il piccante del nostro olio leccino e gli dà una corposità che fa risaltare il gusto dell'asparago. Perfetto. Poi la mozzarella. Poi abbiamo la mozzarella di bufala coltivata a piove di sacco, sempre ovviamente sono tutte aziende che lavorano all'interno del mondo Coldiretti e del mondo Campagna Amica. Qui invece abbiamo deciso di mettere un olio un po' più delicato, quindi un olio che non vada ad invadere la mozzarella di bufala. E coprire il gusto. Esatto, che non ne copra il gusto. Poi, più semplice di così, passate di pomodoro con la rasara, quindi il sugo del pomodoro viene risaltato dal gusto della rasara che appunto rende unico una semplice passata di pomodoro su una pasta. Poi le uova che si accompagnano con gli asparagi. Perfetto. Poi abbiamo le verdure grigliate. Abbiamo il risotto con gli asparagi, Risotto sempre con gli fatto con asparagi. fragrance, invece un olio un po' più intenso che si risalta bene. Sempre fatto da tua mamma che questo. Esatto, tutti i piatti preparati dalla mamma. Grande. Però Anthony non si fa mancare nulla. Ha trovato il tempo anche per produrre un po' di vino, perché non bastava Il connubio l'olio. ci sta sempre. E quindi c'è questa bottiglia che hai fatto tu, il contenuto è tuo, Sì. homemade, che è un incrocio Manzoni. È un vero? incrocio Manzoni bianco, sì, fa un vino a 14 gradi, è un vino abbastanza corposo che si abbina bene anche alle nostre E pietanze. poi noi, caro presenti. Anthony, mi sa tanto che ci rivediamo a giugno, Sì. perché verremo a trovarti in quel meraviglioso villaggio organizzato proprio da Coldiretti, nel cuore storico della città di Venezia, un posto stupendo, sì, per meraviglioso. portare il Made in Italy e il Made in Veneto a conoscenza di migliaia e migliaia di persone. Certo. Quindi, nell'attesa che arrivi il 28 giugno, che sono 3 giorni di evento di questo grande villaggio, facciamo un brindisi insieme ad Anthony, brindisi che io dedicherei proprio a mamma Nadia, ok? Salutiamo anche tutta la famiglia, Certo. giustamente, però insomma, visto l'accoglienza che ci ha regalato, facciamo un brindisi a te, a tua mamma e comunque alla tua azienda. Grazie. Che si chiama Verde Colli. Evviva! Ma secondo te se chiedo a Coldiretti un giubbotto così me lo regalano? Se vai a lavorare forse sì. Speriamo. Gratis, ovviamente. Grazie, viva. Mi fai ridere, Allora, nel senso sì, dimmi. io ti faccio ridere. Nel senso Ricordati, buono. Mi ricordo. te lo dico, ti do un consiglio, che nella vita chi non sa ridere spesso fa piangere. Bravo. Ah, hai visto Bravo. che roba? È molto più facile far piangere le persone che farle ridere. Eh sì. Quindi ridiamo. Ridiamo anche perché Dove siamo? ci siamo spostati da Arco a Petrarca e siamo giunti adesso a non te lo dico. No, non te lo dico. Allora, Non dammi te lo dei dico. suggerimenti. Per esempio, città con 2 castelli, Ok. uno in alto, uno in basso. Ok. Grande cinta muraria. Sì. Non hai capito? No, ancora no. Non ancora? Una grandissima scacchiera nel cuore della città. Ma rostica! Visto che ci arrivi, se usi il cervello. E quindi siamo qua perché stiamo compiendo questo viaggio un po' complesso, gironzolando per la regione Veneto alla ricerca delle migliori aziende agricole, perché è uno dei motivi per cui il Veneto si fa grande in tutto il mondo. Per ora è stato molto interessante. Grandi eccellenze dell'agroalimentare e una di queste la troveremo proprio nel comune di Marostica. Bene. Ok? E che dirti? Scopriamo al volo questo grandissimo borgo incantevole e poi ci tuffiamo nella campagna, va bene? Sì. Va bene? Rido come siete Ridi. perché ti sto pensando Sì. vestito da No. pedone o da re, da sovrano. L'abbiamo già fatto comunque. Vabbè. Via. Andiamo. Marostica! Vai. Marostica! Pedone, sovrano. Torre! Vai.
davvero un viaggio rocambolesco, abbiamo già detto, perché ci stiamo spostando in poche ore in molte aree del Veneto a scoprire luoghi bellissimi, ma anche la campagna produttiva. E siamo arrivati a Marostica. Marostica è famosa in tutto il mondo per la grande partita di scacchi viventi che si tiene sin dal 1923. Ogni 2 anni, il secondo fine settimana di settembre. E tutta questa faccenda è legata tra storia e leggenda a un evento del 1454. Marostica, il toponimo si dice possa derivare dal nome di un legionario romano che era Gaio Mario, il quale pose sul colle alle mie spalle un accampamento militare durante l'importante guerra con Silla, da Mari Ostium, quindi legata a questo avvenimento, a questa presenza militare in quest'area. In realtà fonti più recenti parlano di un connubio tra il termine Marra, che significa cumulo di pietre, di sassi, e Ostica, quindi un luogo difficile. Al di là del toponimo della città, che è meravigliosamente bella, che stiamo gustando, è il caso di dire, soprattutto attraverso la nostra vista, ha avuto un periodo molto complesso dopo l'epoca classica, nel senso che, finito l'impero romano, qui arrivano prima gli Ostrogoti, poi i Bizantini, poi i Longobardi, e questa è solo la prima parte delle continue invasioni che hanno occupato questa terra bellissima. Nel 753 si narra della costruzione di un castello, di un fortilizio sul monte Pauso, dove appunto i Longobardi posero il proprio dominio con forza, con una presenza stabile, per poi cedere il potere a quello che era il Ducato di Vicenza. E non finiscono qua le incursioni, perché dopo Vicenza si assiste all'arrivo per esempio dei Franchi, poi c'è stato un periodo padovano, una contesa tra Vicenza e Padova, una contesa tra Vicenza, Padova e gli Ezzelini, finché nel 1253 Ezzelino III, detto il tiranno, rioccupa nuovamente Marostica e le sue terre. Poi ci fu il periodo scaligero, a cui dobbiamo la costruzione di questa cinta muraria davvero straordinaria, un piccolo periodo legato ai Visconti, e poi nel 1404 arriva la Serenissima Repubblica di Venezia con lo Stato da Terra. Il simbolo veneziano viene eretto nella piazza principale, dove è sita anche la grande scacchiera, nel 1527, una colonna che regge ovviamente il simbolo di San Marco, cioè il leone veneziano. Ci fu un periodo piuttosto lungo di tranquillità, rotto solo per un breve momento dalla guerra contro la Lega di Cambrai, e poi una fioritura dal punto di vista sociale ed economico molto importante. Marostica fu anche interessata dalla Prima Guerra Mondiale, però non subì grossi danni come altre città del Veneto. Noi velocemente ma con passione ce la viviamo, per poi tuffarci nelle campagne circostanti. Questo sì, ma dopo una piccola pausa pubblicitaria. A fra poco con la Racola. Dimmi, Lele. Ti ho portato in una tipicissima osteria di Marostica. Tipicissima, nel cuore storico della città, famosa ovunque, è la Madonnetta. Sì, ma l'oste dov'è? Sandro, eccolo qua. Eccolo, ciao ragazzi. Sandro, cosa consumiamo come aperitivo? Le polpette sono già a tavola. Vi ho portato un bel calice di Vespaiolo, che è il bianco che beviamo noi. Fantastico. Per fare l'aperitivo. La polpetta alla Eccolo, Madonnetta. bello fresco.
Grazie mille, noi brindiamo alla città di Marostica, a Sandro e alla Madonnetta che sono così accoglienti, dove si degustano proprio questi prodotti che ci rendono grandi in tutto il Veneto. Sì. Allora, a Alla Marostica, a Sandro, alla Madonnetta E alla polpetta. e a tutti voi. Evviva! Sì. Ma tu a scacchi, no? Fai l'alfiere o il re? Il cavallo. Pedone. Viva. Eccoci in serra, Ivo. Bella. Visto? Come dicevamo, produzione con metodo biologico. Ok. Infatti, come puoi vedere, ci sono parecchie erbacee. Sì. Il biologico è contraddistinto dal non utilizzo dei pesticidi, che vuol dire che ogni giorno con tanta passione ci si mette qua e se si vedono erbacee si staccano e si lasciano qua in mezzo al cavin. Ah, che è dove tutto a si mano, cammina. così. E si lascia Esatto, e si fa una pacciamatura. Pacciamatura. La pacciamatura serve a evitare che ricrescano immediatamente erbacee. Ah, questo non lo sapevo. Biologico, poi appunto non è solo avere erbacee, ma si nota anche da piccole cosette, magari avere Tipo? qualche fogliolina con qualche bocchino che è mangiato da una lumaca o da un insetto, perché non usiamo pesticidi. È proprio una dimostrazione che non usate pesticidi, quindi erbacee, Esattamente. insetti vari, cioè l'ecosistema Esatto, quindi se limpido, capita... pulito dalla chimica. Esatto, se capita di comprare verdure e trovi qualche insettino, non c'è da spaventarsi, Lo anzi potresti, in questo momento sta diventando molto famosa anche Ah, questa sì, cosa, è vero. anzi vuol dire che è molto più naturale di quanto pensi. E gli insetti giustamente non vanno dove buttiamo dei veleni per non farli Esatto. andare, ma mangiano cose buone. Belle, queste piccole accortezze che però ci fanno capire che magari l'abuso della chimica non è così utile Esatto, neanche a noi. esattamente. Senti Martino, io sono curioso di vedere gli asinelli. Dove sono? Ma certo, guarda, proseguendo per la serra si esce e siamo dritti di fronte a casa Andiamo, loro. via. Vai. Che bello essere con Maurizio, che ha una storia davvero edificante alle spalle e la si vede anche in questo podere, in questa, chiamo io, fattoria sociale, adesso capiremo perché. Intanto ti chiedo Maurizio, perché si chiama Pachamama? La Pachamama arriva dall'esperienza mia e di mia moglie, perché noi siamo stati volontari in America Latina e quindi il nome arriva da lì. Pachamama significa pacia, significa terra, mama significa madre ed è classica e tipica della cosmologia andina. Uno degli aspetti che abbiamo portato a casa è stato proprio Il quello rispetto della terra. del rispetto della terra, rispetto del territorio e del posto dove ognuno di noi vive. È un luogo anche per far crescere bene i tuoi figli, immagino. no? Esatto. Per stare insieme ai figli. Esatto, perché è importante che dove vivi sia un bel luogo dove ci si sta bene e dove i miei figli, per esempio, stessero bene. Infatti io ho 4 figli, probabilmente se fossi vissuto in appartamento non sarei arrivato a 4, però qui la scuola è a 100 metri, arrivavano a casa, mettevano giù la
tella e correvano nei prati. E quindi sono E cresciuti quindi- bene. Esatto, come non averli. Però oltre appunto a questa esperienza da cui sei partito, cambiando completamente anche vita insieme ad Isabella, che è tua moglie appunto, sei anche un'azienda produttrice a livello agricolo e qua c'è il famoso mais marano. Maurizio. Esatto. Allora, partiamo dall'idea di fondo, cioè che io non arrivo da una cultura contadina, perché arrivo da una cultura, io lavoravo Facevi in una, altro. in una grossa azienda, però una delle cose che ci siamo portati a casa è proprio questo aspetto che l'agricoltura non fossero solo campi da arare, ma avessero una marcia in più. Cioè, se io vivo in un posto come questo, è giusto che questo posto come questo la gente ci venga, ma non solo perché aro i campi, ma ci viene perché è un bel posto, perché ci sta bene, perché si vive bene e perché l'aria è pura. Non a caso, è legato anche alla questione della Pachamama, è che qui coltiviamo con metodo quello che viene definito biologico, che in pochissime parole significa solo rispettoso della vita. Cioè, quando si dice che l'agricoltura è biologica, è un'agricoltura che rispetta la vita. Quindi questo significa che se io rispetto la vita non posso usare prodotti chimici, prodotti veleni, eccetera. Quindi hai una eccetera. piccola produzione di mais, però è una pianta autoctona che avete in qualche maniera riportato in auge insieme ad altri soci del consorzio, credo. Sì, circa 20 anni fa, 20, a dire il vero non mi ricordo neanche quando, penso fine anni 90 e primi anni 2000, abbiamo creato questo consorzio di tutela di questa varietà di mais, che è una varietà tipica del nostro territorio, è una varietà autoctona che ha più di 100 anni, è una varietà di farina che ha una serie di caratteristiche che altrimenti si perderebbero. Questa piccola pannocchia che produce una farina straordinaria. Esatto. Ovviamente è una farina integrale in cui dentro c'è anche della crusca, non è una farina super raffinata, perché tra le altre cose è la parte grassa, quindi la crusca, il nucleo centrale, cioè la parte grassa che dà sapore. È più buono. Ed è più buona. Se io tolgo e ho una farina completamente gialla, È meno buono. ci ho perso anche il sapore. Questo è una piccola parte del tuo divenire quotidiano insieme alla tua famiglia, e poi c'è questo fatto che qui vengono delle persone, dei ragazzi a cui voi date una sorta di sostegno sociale, appunto. Sì, la scelta di essere una fattoria sociale è legata al fatto che, grazie a Dio, la medicina ha capito che il benessere delle persone non dipende solo dall'aspetto biologico, ma dipende anche dall'aspetto sociale e l'aspetto ambientale. È ovvio che qui non possiamo dare l'aspetto biologico perché non siamo medici, non possiamo dare delle terapie alternative, però quello che possiamo offrire è un bel posto dove la gente che viene ci sta bene. Scientificamente è stato comprovato che l'uomo sta meglio se è a contatto con la natura. E se non è a contatto con la natura sta molto peggio. Allora le ricerche, le università, soprattutto quelle americane, hanno fatto un sacco di ricerche, però è un dato di fatto che scientificamente è comprovato che se io sono a contatto con la natura, vedo il verde, vedo le colline, eccetera, sto molto meglio che non dentro una città, insomma, ecco. Quindi, se sei d'accordo, Maurizio, noi intanto vi ringraziamo per l'ospitalità. So che Ivo è stato a visitare un po' la campagna, ha visto anche le asinelle, che è un'altra delle tante attività che fate non solo con i bambini, quindi la vicinanza a questi animali mansueti. E se Attilio ci portasse la polenta fatta col mais marano, cosa dici? Adesso eccolo qua. Attilio, grazie! La polenta con il mais marano. Ma che roba! Mamma mia, fantastico. Grazie. Prego. Grazie. Grazie ragazzi! Ecco, noi avremmo anche preparato un po' di salame, insomma, giusto perché lo assaggiate con delle posate, giusto perché, insomma, vederla e non assaggiarla. Andrà finita in un battibaleno. Non è neanche giusto.
questo viaggio infinito che ci porta dalle montagne alle lagune, ai fiumi, È infinito qua dove siamo. alle Lele. colline. Qua siamo a San Vito di Cadore, come vedete è una giornata un po' grigia, ma c'è ancora la neve sulle Dolomiti, quindi è molto, molto emozionante, molto bello. E viviamo San Vito e poi entreremo in una bellissima azienda agricola e scopriremo un po' anche l'economia di questi luoghi, extra turismo, diciamo così. Quindi dagli scacchi siamo passati alle montagne. Allora, per qualche momento godiamoci questo luogo bellissimo. Va bene, Lele. In questo momento sto passeggiando nel centro di San Vito di Cadore ed è un luogo davvero importante per il turismo che arriva qui intorno a metà Ottocento per scalare queste vette dolomitiche davvero preziose. Infatti intorno a noi, ricoperte da neve e nuvole, ci sono delle vette importanti come la Marcora, il Pelmo dinanzi a me e poi ovviamente il re delle Dolomiti che è l'Antelao. La storia di questo borgo è antica, nel senso che il primo documento che attesta la presenza di un paese in questa zona è del 1203. In realtà la prima comunità stabile è già da riferirsi al X secolo. Infatti in centro ci sono due chiese importanti, la parrocchiale che è la più grande e poi questa chiesa più piccola che si chiama Chiesa della Madonna della Difesa, e c'è un motivo sostanziale, perché a inizio 400 ci fu uno scontro tra le milizie del patriarca di Aquileia. Questa terra era sotto il controllo della patria del Friuli e quindi del patriarca, con Sigismondo di Lussemburgo. Vinsero i primi, però la comunità decise ex voto di far costruire questa chiesa che doveva fungere da monito, in modo che non ci fossero altre guerre in questa vallata meravigliosa. La Serenissima Repubblica di Venezia giunge qui nel 1420, quando si stava allargando lo Stato da terra. E poi c'è un altro episodio importante, siamo nella seconda metà del Settecento, in una diatriba di confine tra Lampezzo, che era in mano agli Asburgo, e questa vallata che invece era controllata dalla Serenissima, venne eretto un muro di controllo del confine, alto 1,80 m ma lungo 2 km. Poi ovviamente questa vallata passerà sotto il Lombardo-Veneto e arriverà anche, appunto, come dicevo, il turismo. Si cercava di scalare e di scoprire le vette di queste montagne che poi ci conducono verso la Conca Ampezana, dove si trova Cortina. Come dicevo, ci sono molte chiese importanti di montagna, queste in centro, ma adesso io raggiungerò la chiesetta della borgata di Chiappuzza, dove ci attende davvero una melodia straordinaria. Mi trovo all'interno della chiesa della Beata Vergine della Salute, nella contrada di Chiappuzza, a pochi passi dal centro di San Vito di Cadore. È una chiesa molto importante per questa comunità, la dedicazione appunto alla salute, in quanto è stata costruita sui resti di una precedente chiesa del 1631. Questa in realtà è stata edificata nel 1734, dopo una disastrosa frana della montagna che è alle spalle di questo abitato, che ne distrusse ovviamente l'edificio. E perché dedicata alla salute? Perché appunto nel 1631, quando fu edificata la prima chiesa, in onore alla salvazione dalla terribile epidemia di peste del 1630, quella tanto amata e raccontata da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, la stessa.
Infatti questo lo si comprende, lo si evince osservando la pala alle spalle dell'altar maggiore. In questa pala si nota una Madonna col bambino, una donna che rappresenta la comunità di San Vito di Cadore, ai suoi piedi un mostro alato terribile che sta a indicare appunto il male, quindi la peste. Poi, se notate bene, nella parte sinistra della tela si nota una rappresentazione della Chiesa della Salute dell'Onghena, che si trova a Venezia, con queste caratteristiche volute che sorreggono ovviamente gli archiforti della chiesa stessa. E sotto, piccolo, spunta San Floriano, che è uno dei santi più amati da queste comunità montane. Poi 2 altari laterali molto preziosi, uno raffigura il martirio di Santa Lucia, l'altro invece 2 santi importanti, anche questi per le comunità montane, che sono Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, e Sant'Antonio da Padova. Pensate, un'opera realizzata da Francesco Guardi, fratello del noto pittore veneziano Gian Antonio Guardi. Ora, all'interno di questa piccola chiesa, ascolteremo le melodie di un organo, anch'esso davvero, davvero importante perché è il più antico del Cadore e ancora alimentato a mano con il mantice. Peraltro l'organista è Roberto Pordon, colui che aziona a mano il mantice è Enrico Pordon, che poi incontreremo nell'azienda agricola di famiglia San Guido.
ritrovo Enrico, che Ciao, piacere, Lele. come stai? Molto bene, bene? Sì, abbiamo deciso che ogni tanto bisogna venire a San Vito Volentieri. e soprattutto salutare le caprette, Certo. perché appena siamo entrati mi hanno fatto ciao. Allora Enrico, questa azienda noi l'amiamo perché è un'azienda genuina, a conduzione familiare, infatti non sei solo. No, difatti noi siamo in 5 in famiglia, io ho mia mamma che si occupa principalmente del negozio e della parte burocratica, io la seguo su questa cosa qua, insieme alla stalla con mio papà si occupa principalmente della stalla, poi abbiamo mio fratello più piccolo che sta studiando all'università e quello di mezzo Leonardo invece che si impegna nel laboratorio di casificazione, mi fa formaggio e l'agrigelato. Due dei vari prodotti che facciamo con il latte delle nostre capre, la razza camosciata delle Alpi, una razza di origine svizzera oramai italianizzata da diversi decenni, molto adatta al territorio, motivo per cui l'abbiamo scelta per variare un po' dal classico allevamento di vacche da latte o di manze da carne. Abbiamo questo animale che sfrutta molto bene i pascoli a nostra disposizione, che siamo un po' in pendenza, e mangia il nostro fieno, la nostra produzione e produce appunto questo latte certificato biologico, perché noi dal fieno agli ortaggi che produciamo già dal 2017 fino al latte e a tutti i latticini siamo certificati biologici. Quindi avete fatto questa scelta, all'inizio impegnativa, però che vi sta dando molte soddisfazioni. E com'è lavorare qua? Sicuramente terapeutico, mi viene da dire terapeutico, la mattina ci si alza molto presto, però quando il lavoro piace non è neanche un sacrificio. Ci sono delle giornate più impegnative, specialmente d'estate con la fienagione, si inizia a fare 16, 18, 20 ore di lavoro, sono tante, però poi i mari d'inverno calano un po', resta comunque l'impegno, mattina e sera, dare da mangiare alle capre, mungerle, gestirle, perché magari sono al pascolo, bisogna richiamarle, eccetera. Se sei d'accordo, Sì. Noi lasciamo le immagini invece al Mastro Casaro, tuo fratello Leonardo, Assolutamente. che insieme a Ivo stanno preparando la ricotta. Mentre le caprette fanno ciao a Lele, io sono col fratello di Enrico, Leonardo, che è il casaro di casa. È qui. E cosa stai facendo qui? Allora, Spiegami. adesso qui nel pastorizzatore stiamo cuocendo la ricotta. La ricotta viene ricavata dal siero del latte, Ok. quindi dopo aver tagliato la cagliata, aver estratto il formaggio, ci rimane il siero. Il siero viene cotto in modo da poter far cuocere e coagulare le proteine che restano nel siero, che sarebbero uno scarto, mentre qui riusciamo a ricavare un prodotto comunque di qualità. Perfetto, sono curiosissimo, quindi io direi di cominciare a fare questa ricotta che sta ricuocendo, giusto? Sì, abbiamo Sta andando. Allora, adesso buttiamo i sali di magnesio. Ma perché in butti il modo- sale? Questo serve per far affiorare la ricotta. Va a chiudere le proteine che stanno fioccando. Fermiamo la macchina. Quindi cambi il pH. Andiamo a cambiare il pH in modo da renderlo più vicino a un liquido basico. Andiamo a mettere dell'acqua a filo in modo da non rompere il coagulo, ma da far salire con la differenza termica tutta la ricotta che sta fioccando. Adesso iniziamo con l'estrazione. L'estrazione deve essere molto delicata. Delicatezza perché è un prodotto delicato, Molto delicato. anche più delicato della sua cugina di latte di vacca, giusto? Molto più delicato, principalmente il latte di capra, avendo più proteine, più grassi, ha bisogno di tempi molto più ridotti in modo da non andare a rompere la cagliata, a non distruggerla durante il taglio soprattutto. Abbiamo messo tutta la ricotta dentro alle fuscelle, correggimi se sbaglio, è perché una volta si usavano i fuscelli di legno perché erano questi cestini di legno, giusto? Certo. Che si chiamavano anche in un'altra maniera che non ricordo. In Veneto si chiamavano scatuli, Ah, ok. si chiamano ancora scatuli in dialetto, adesso è un nome che è Scatuli. quasi in disuso. E diciamo. comunque legno, ovviamente per motivi
anche come dire legali, non si può più usare il legno, non ci resta che assaggiarla. Non vedo l'ora. Grazie Leonardo. Grazie a voi. Soprattutto te lo dirò dopo averla assaggiata. Sono emozionato perché ora assaggerò la ricotta di latte di capra appena fatta dell'azienda agricola San Vido e come ho detto prima, Leonardo, grazie. Siamo all'interno del punto vendita dell'azienda agricola San Vido e abbiamo trovato Michele, che è un responsabile di Coldiretti, perché a fine giugno accade qualcosa di magico, Michele. Sì, a fine giugno, il 28, 29 e 30 di giugno, ci sarà il villaggio di Venezia, il villaggio Coldiretti di Venezia, quindi una 3 giorni imperdibile, direi, per tutti quelli che vogliono assaggiare i prodotti veneti, ma non solo, e italiani. Insieme ad Enrico, qui presente, troveremo un altro centinaio di produttori provenienti per la prevalenza dal Veneto, ma anche troveremo le eccellenze italiane. Tra Riva Sette Martiri e l'Arsenale, più di 2 chilometri di cibo di buon gusto e di street food con eventi e quanto altro per avvicinare i consumatori, i turisti veneziani a quello che è il vero Made in Italy. Ci sarà la possibilità di assaggiare i prodotti, di assaggiare attraverso i nostri cuochi contadini, ma ci saranno anche attività per i bambini attraverso i rappresentanti degli agriasilo e le fattorie sociali che ci faranno conoscere quello che l'agricoltura riesce a dare anche in termini di servizi alla gente, alla popolazione. Quindi un grande evento non solo per chi lavora in agricoltura, ma per chi ama il gusto e il buon cibo italiano nella città più bella del mondo che è Venezia. Michele, ci vediamo là. Ciao Lele! E finalmente l'ultima tappa di questo viaggio infinito. Abbiamo girato come una Sì. raccola. Praticamente dalle Dolomiti sino al Polesine, in provincia di Rovigo, al confine peraltro con la Lombardia e con l'Emilia, quindi abbiamo macinato molti chilometri. Siamo giunti a Castelnuovo Bariano perché finalmente forse proveremo questa grande emozione di fluitare dentro il grande fiume Po. Il più lungo grande d'Italia, giusto? Via, bravo. via, Sono via, bravo. via. Dimmi bravo. Ecco, siamo giunti a Castelnuovo Bariano, un insediamento che ha radici profonde e antiche. Pensate che la prima comunità si assesta qui già durante l'età del bronzo. Tutto questo poi, se avete il desiderio di approfondire, è raccontato anche all'interno degli spazi del Museo Civico-Archeologico di Castelnuovo. In età classica, quindi in epoca romana, era un vico, quindi un luogo piuttosto importante, da chiamarsi proprio Vicus Varianus, da cui poi deriva il termine Bariano.
È importante perché si trovava in una transizione commerciale, ma anche di spostamento di persone, di genti, di popoli. In epoca romana era un vico, un luogo importante, situato al centro di una via che portava le genti da Aquileia verso Bologna. Si chiamava appunto Vicus Varianus, da qui deriva il termine Bariano. Durante il Medioevo succedono parecchie cose. Gli eventi più importanti sono la costruzione di un grande castello da parte della contessa Matilde di Canossa, che nel 1199 venne espugnato dai Mantovani. Nel 1485 Castelnovo passa sotto il dominio degli Estensi dopo la lunga guerra tra Venezia e Ferrara. Nel XVI secolo diviene dominio dello Stato Pontificio e tale rimane sino al 1797 con l'ingresso in Italia dell'esercito francese. Ora avremo l'opportunità di vivere il fiume Po, che è a pochi passi dalla piazza del paese dove mi trovo io, e questo crea in me il desiderio di fantasticare, di pensare al mito, alla storia mista a leggenda. Infatti fu proprio Giasone, imbarcato lungo questo fiume, che con un numero nutrito di grandi soldati eroici chiamati gli Argonauti utilizzò il fiume Po per poi recarsi verso nord e tornare poi verso la Grecia. Il mito quindi è molto presente sulle sponde di questo grande fiume che nasce sul monte Monviso, attraversa 4 regioni per poi donare le sue acque al mare Adriatico. Per rafforzare questo rapporto fondamentale con la Grecia e quindi col mito, mi piace citare delle parole di Apollonio Rodio, che ci ha raccontato le avventure degli Argonauti, e diceva: la nave era corsa lontano a vela, entrarono profondamente nel corso del fiume Eridano, laddove un tempo fetonte, colpito al cuore dal fulmine ardente, cadde dal carro del sole. Sono contentissimo di incontrare Andrea, che con noi è stato gentilissimo e forse mi darai la possibilità per la prima volta nella mia vita di fluitare lungo il grande fiume italiano che è il Po, caro Andrea. Intanto grazie, ma dove ci troviamo? Noi ci troviamo a Castelnovo Bariano, sul Club Nautico Alto Polesano appunto. Siamo tra Ferrara, Mantova, Rovigo e Verona. Abbiamo appunto questo circolo privato, sì, dove svolgiamo le nostre attività ricreative in sostanza. Quindi una sorta di centro sociale fluviale. Esatto, esatto. Ci troviamo tra ragazzi, tra persone pensionate, dove svolgiamo appunto esempio giochi da tavolo. Passate il tempo, esatto, sorridendo, esatto, e soprattutto guardando questo panorama meraviglioso dove la natura trionfa, caro Andrea. Essendo all'aria aperta, esatto. E com'è vivere il fiume? Com'è stare qua? Vivere il fiume è essere immersi, diciamo, nella natura, quindi ci dà questo senso di libertà, no? di spensieratezza. E io appunto sono nato su questo fiume, sin da piccolo venivo su questo club e quindi ho anche un valore affettivo di questo posto. Quindi tu senti il richiamo del fiume, esatto, molto spesso. Esatto. Poi tra giovani vi trovate, fate anche feste. Esatto, insomma, esatto. È sì, giusto certo, dirlo, certo, perché certo. è la verità, la tua età. Certo. E quindi qua flora e fauna e tanta acqua, ovviamente, perché è il fiume certo, più grande d'Italia. E avete questa parlata, voi ragazzi, che è quasi più emiliana che veneta, sì, pur esatto, essendo ancora in Veneto. Io, se sei d'accordo, proverei a fluitare il grande fiume italiano. Certo. Mi guidi Va tu? bene. Guido io. Salpiamo? Saltiamo. Andiamo, Ivo, vieni! Ivo! 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 Vieni, Ivo!
sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo. Ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. E io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrire, tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Te che sei il mio grande amore, il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, fatto molto di più, a te che hai dato un senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, il mio grande amore, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. E a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. Finalmente, Ente. con grande soddisfazione, One. siamo giunti alla visita dell'ultima campagna di questo nostro eroico viaggio in cui abbiamo attraversato questa magnifica regione e siamo arrivati qui in Polesine. Qua c'è una bellissima coltivazione di noccioli e anche di ciliegie. E quindi ci godiamo questa azienda che è la Corte Principe Pio. Bravissimo. Tu visiterai la campagna e io invece chiacchiererò di qualcosa di dolce. Bravo. Va bene? Vado ad Andiamo? assorbire energia e pace. Che bello. Energia e pace. Ciliegie, noccioli. Caro Nicolò dell'azienda agricola Corte Principe Pio, giusto? Sì. Stiamo passeggiando in un frutteto. Esatto, questo è il nostro noccioleto. 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 È una coltivazione un po' anomala di queste zone che abbiamo intrapreso 9 anni fa con il primo impianto, esperienza che è arrivata dal Piemonte e via via si è sviluppata nel tempo fino ad arrivare poi al prodotto finito. Nocciole, ma non solo nocciole, se non sbaglio. Esatto, siamo partiti ancora prima con la produzione di ciliegie e da cui vendiamo il prodotto anche qui in vendita diretta, il prodotto fresco che poi anche il prodotto trasformato. Le ciliegie, scusa la domanda, ma sono tutte uguali o ci sono varietà diverse? Guarda, Spiegami. guarda, ci sono un'infinità di varietà, solo noi ne abbiamo una decina di varietà per seguire l'andamento della maturazione, quindi partiamo da una ciliegia precocissima del 15 di maggio fino a raccogliere l'ultima verso i primi di luglio. Ok, ma la raccolta come avviene? La raccolta avviene completamente manuale. Le piante sono basse perché abbiamo scelto proprio questo tipo anche di porta innesto che le mantenga a misura d'uomo in maniera che sia agevole poi la raccolta. Ho capito, ma raccolta manuale perché? Qual è il senso? Perché, con tutte le macchine che si vedono adesso? Perché è un frutto delicatissimo, da un corto picciolo e un po' nascosto all'interno delle foglie
e in cui sì, l'unico è la mano dell'uomo per riuscire a raccogliere. Io aggiungerei, oltre alla mano, l'esperienza, l'abilità e anche l'amore per la natura. Quello sì. Senti, sentendoti parlare, sentendoti bello questo gioco di parole, mi è venuta voglia di imparare a fare qualcosa. Cosa mi insegni? Cosa mi insegni oggi? Sei proprio Nicolò? nel momento giusto e ora stiamo eliminando i polloni che continuano a riemergere da sotto il nocciole. Ricordiamo cosa sono i polloni, sono quei rami. Quei ricacci che spingono sotto la pianta. Alla base della pianta, esatto. Il portamento naturale del nocciole è a cespuglio e noi per la coltivazione, per una migliore qualità del prodotto e per un miglior calibro, abbiamo scelto di coltivarlo ad alberello. Quindi i polloni vanno tagliati, va potato, bisogna fargli la conciatura in modo da creare l'albero. Andiamo? Allora, del lavorare. Cara Emanuela, grazie dell'accoglienza, ti siamo entrati proprio in casa, È vero. letteralmente, una casa bellissima e questo luogo ha anche una storia importante perché faceva parte di quelle proprietà del principe, credo fossero delle antiche case rurali che poi voi questa l'avete sistemata, restaurata, è diventato un luogo davvero, davvero molto bello e nella tua cucina ci prepari un dolce con il frutto del vostro lavoro. Di tuoi figlioli che sono Nicolò e Giada e di tuo marito Giorgio che salutiamo e ringraziamo. Questa è una torta che tu hai rivisitato in chiave più leggera, che è la classica torta di nocciola con questo frutto appunto della vostra campagna, perché voi producete le nocciole, poi le raccogliete e cosa diventano? Poi diventano un frutto giusto per la cucina salata, pasticceria e per fare questa torta. Quindi la granella, per esempio. La granella che servirà per ultimare il dolce, ma partendo dall'inizio, cosa serve per fare questa torta? Servono semplicemente delle uova, dello zucchero, poi andiamo ad emulsionare aggiungendo del latte di soia o di cocco
e poi si aggiunge anche un olio di mais. Olio di mais, come mai? Per renderla più leggera e Altrimenti più digeribile. si userebbe il burro, credo. Esatto, si userebbe il burro. Io ho tolto la parte appunto grassa in modo tale che possono mangiarli in tanti, diciamo. Quindi è un dolce che non fa male, anzi è buono, ma anche leggero. Esatto. Poi tutti questi prodotti dovuti alla trasformazione li troviamo anche nel vostro punto vendita, è qui vicino alla casa. E io direi di proviamo a tagliarla? Sì, perché mi incuriosisce. Ma dimmi la verità. È bello vivere qua? Bellissimo. Sì? Sì. Avete trovato nuova vita? Sicuramente, ci dà sempre stimolo di nuove idee. Allora io, prima di chiudere con Ivo questa avventura molto particolare che ci ha permesso di spaziare in tanti luoghi diversi dal punto di vista geografico, anche storico e paesaggistico, abbiamo affrontato le montagne più belle del mondo, abbiamo visto questo grande fiume così importante per il nostro paese che è il Po, e voi siete a pochi passi da quello che un tempo i latini chiamavano Padus. Abbiamo visitato dei centri storici straordinari, io sono davvero contento e chiudere con te in dolcezza per me è un miracolo. Grazie Emanuela. Grazie a te. Posso? Certo. Evviva! Invidia! Gallo, dimmi, Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo. Si chiude questa nostra avventura tra le campagne del Veneto, ma si chiude anche la Racola. Sì. Ultima puntata per questa stagione. Comunque noi vi aspettiamo il 28, il 29 e il 30 giugno a Venezia per questo grande mercato, questo grande villaggio legato all'agricoltura con call diretti. Alcuni speciali estivi e poi ripartiremo con la nuova stagione della Racola. Esatto, perché non si arriva se non per ripartire. Io vorrei lasciare te, tutto il nostro staff, i nostri ascoltatori, con delle parole che ho parafrasato di Giovanni Commisso che diceva: le piante, i fiori, i frutti, immersi nel paesaggio, che diventa una lucente esperienza. E questa sua bellezza io l'ho inseguita, prodigandomi con zelo e fatica. La bellezza della natura, come ogni altra bellezza, è gelosa e vuole che si serva lei sola. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa. Ci vediamo alla prossima stagione della Racola. Ciao a tutti e grazie. Scusate, lui non lo sa. Adesso vi do il re. Volevo abbracciarti. Tutti in campagna a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole. La gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capi.